Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Vernicini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello. Io e Maddalena all'Occidente abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello. Ho dato la chitarra al figlio del fornaio, era una pizza ed un fucile. La ricomprerò lungo il sentiero e suonerò per Maddalena all'imbrunire. Non piagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo ad Durango. Stringiamo Maddalena, tu deserto finirà e tu potrai ballare un fandango. Dopo i templi aztechi ed il confine, le prime stelle sul Rio Grande, di notte sogno il campanile e il collo di Ramon pieno di sangue. Sono stato proprio io all'osteria a premere le dita sul grilletto. Vieni mia Maddalena, vogliamo via, il cane appaia quel che fatto è fatto. Non chiedi a Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Veniamo a Maddalena, tu deserto e finirà e tu potrai ballare un fandango. Alla corrida forte piena ghiacciata vedremo il toreador toccare il cielo. All'ombra della tribuna antica dove Villa applaudiva il rodeo. Il frate pregherà per il perdono, ci accoglierà nella missione. Avrò stivali nuovi, un orecchino d'oro e sotto il velo tu farai la comunione. La strada è lunga, ma ne vedo la fine. Arriveremo per il ballo e Dio ci apparirà sulle colline coi suoi occhi smeraldini di ramarro. Non chiagne Maddalena, Dio ci guarderà e presto arriveremo a Durango. Spingi Maddalena, tu deserto finirà e tu potrai lavare un fandango. Il colpo che ho sentito era il 1979 e questi sono Fabrizio De André e la PFM. Signore e signori, questo è il live registrato 14, 15, 16, 17 e 18 gennaio 1979 tra Bologna e Firenze. Fu un bellissimo esperimento, lo mandiamo in onda stasera. Ringrazio Natalia per avermelo ricordato, tra l'altro, perché oggi Faber avrebbe compiuto 86 anni. E in particolare mi piace ricordarlo perché questo disco, questo doppio tra l'altro, sono 2 CD e altrettanti vinili evidentemente,
fu una scommessa, perché lo stesso De André non credeva molto alla proposta che gli avevano fatto Musside e soci di Cioccio e così via. Non credeva alla proposta che gli era stata fatta dalla band bresciana di musicare i suoi principali successi. E invece questo pezzo, tra l'altro, che diciamo così è il riempipista, Avventura a Durango, era stato inciso nel 73 da De André, se non sbaglio dovrebbe essere nell'album Storia di un impiegato, ma non ci fate troppo affidamento in quello che vi sto dicendo. E però questa versione, non dico disco, però in un certo senso ballabile, gli diede una nuova cosa. De André arrivò molto scettico all'incontro con la PFM, poi però si rese conto che la PFM aveva dato un gran colpo, una gran bella botta, diciamo, di sprint a questi suoi pezzi, e resta probabilmente uno dei più begli album live che si siano registrati nel nostro paese. Tra l'altro il 1979 è l'anno in cui in Italia pian piano si ritorna negli stadi, si ritorna a fare concerti, si ritorna all'aperto ad ascoltare la musica, a condividerla, dopo che nel febbraio, se non sbaglio, del 1976, nel corso di un concerto di Francesco De Gregori, qualche fesso aveva tirato fuori, si parlò allora di una pistola, e per quasi 3 anni nessun artista nel nostro paese, e men che meno artisti stranieri, avevano accettato di esibirsi in Italia. Dal 79 in poi, prima De André con la PFM, poi ci sarà tutto il fortunato tour di Banana Republic, no? Con De Gregori e Dalla nell'estate di quell'anno, finalmente si riprese a vivere e pian piano ci si avvicinò verso la fine degli anni di piombo. Gli anni di piombo in realtà sono finiti nell'82, quando Tardelli ha segnato il gol e ha urlato. In quel momento, in quell'urlo, finiscono gli anni di piombo e cominciano davvero gli anni '80. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e naturalmente vi ricordo come sempre, date il sangue, perché in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi ne salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi. Il telefono 0292947222 quando lo dirò io, ma adesso arriva lui implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con sì, vabbè, con diritto e rovescio. L'ultimo vertice europeo privato che si è tenuto in Belgio nello scorso fine settimana e al quale non ha partecipato la premier italiana Meloni perché era occupata in incontri diplomatici ad Addis Abeba, sembra che sia stato un incontro diverso a seconda che si leggano o ascoltino i media italiani o tedeschi. I media italiani infatti hanno parlato di un fallimento del rapporto Meloni-Merz, l'esatto opposto di quello che hanno scritto i grandi giornali tedeschi, a partire dalla più autorevole ed indipendente FAZ di Francoforte, che ha fatto questo titolo che dice, virgolette, con Giorgia Meloni va meglio che con Macron. Ma non solo, la FAZ ha anche aggiunto che Macron si è indebolito e che l'asse franco-tedesco che ha retto sinora l'Europa unita non esiste più. Anche il telegiornale dell'ARD, il canale pubblico televisivo tedesco, ha detto che l'intesa fra Merz e Meloni funziona meglio del previsto ed in ogni caso molto meglio di quello del cancelliere con Macron. Giusto l'esatto opposto di ciò che hanno sostenuto in proposito i media italiani. Le 18, 22 minuti e 37 secondi. Intanto vi annuncio che
tra non molto avremo con noi un primo qui Parlamento con la nostra Laura Ravetto, che ho il piacere di ritrovare. Parleremo della proposta di legge sulla violenza digitale e di genere. Mentre alle 19.05 con noi torna un'altra co-conduttrice di Zoom, un'altra Laura Cavandoli, l'onorevole Laura Cavandoli, che ha intervistato un altro co-conduttore di Zoom. Qua ormai, come vedete, ci facciamo tutti in famiglia. Paolo Formentini, il vicepresidente della Commissione Affari Esteri, sul tema della nostra partecipazione al Board of Peace e i problemi costituzionali che ne derivano, perché sapete che si è fatta tutta questa discussione, si è detto però allora avremmo dovuto modificare l'articolo 11 della Costituzione, perché l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia può partecipare a organismi che assicurino la pace, l'instaurazione della pace, di un ordinamento che garantisca pace e giustizia tra le nazioni, solo se cioè sostanzialmente è un articolo che era stato concepito per far entrare l'Italia all'ONU. Si è detto che l'Italia, in virtù di questi principi di limitazione di sovranità per entrare in questi organismi, l'Italia non possa entrare all'interno del Board of Peace di Trump come membro attivo, e infatti l'Italia vi entra come osservatore, quindi non sta cedendo, non sta limitando la sua sovranità e non sta, diciamo così, mettendo in pericolo il dettato costituzionale. Si era detto bisogna modificare l'articolo 11 della Costituzione, poi sapete che su questo c'è pure del dibattito, perché l'articolo 139 della Costituzione dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Ora, nel tempo si sono fatte alcune interpretazioni. Una dice, vabbè, non si può più rifare un referendum monarchia repubblica. La seconda dice che sostanzialmente non si può modificare la prima parte della Costituzione, i primi 32 articoli, che sarebbero la forma costituzionale, cioè le norme base della Costituzione. Una terza interpretazione più restrittiva dice no, non si possono modificare i primi 12 articoli, che sono quelli la forma costituzionale. Quindi, come vedete, c'è chi la vuole cotta e chi la vuole cruda tra i costituzionalisti. Paolo Formentini ha spiegato in realtà qual è la posizione, la giusta interpretazione della vicenda, per cui ascolteremo che cosa si sono detti lui e Laura Cavandoli, perché è molto interessante questo dibattito. Allora, noi stiamo aspettando di entrare in comunicazione con la nostra Laura Ravetto, che ritroveremo tra l'altro martedì prossimo nel corso di l'altra metà della radio, che come sapete è la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà, e che va in onda il martedì alle 14.10, non ve lo dimenticate, mi raccomando. Le interviste sono state filmate come sempre dal nostro grandissimo Pier Vittorio Scimia, che invece, come sapete, potete ritrovare ogni sabato mattina alle ore 8 con la sua rassegna stampa. Alle 18, 26 minuti e 22 secondi. Nel frattempo ancora la nostra Laura non è dei nostri. Allora potremmo fare una cosa. Facciamo una cosa, Natalia. Intanto buonasera, ben trovata e buon lavoro. Scusami per la cafoneria. Facciamo una bella cosa, mandiamo pure il jingle, la pubblicità e il pezzo musicale, così abbiamo anche il tempo di recuperare la nostra Laura Ravetto. Vai pure. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Ogni sera dal telegiornale vedo che c'è tutto che non va. Mafia, droga e gente che sta male. È la colpa di chi mai sarà. Ma tu lo sai che l'11° comandamento è non inquinare. Il mare sta morendo di dolore, i fiumi di vergogna e impunità, quel buco nell'ozono fa l'amore. Che cos'altro poi succederà? Cara terra mia, ti sta spaccando il cuore, tu lo sai. Cara terra mia, che razza di futuro troverai? Nei tuoi giardini i fiori sono già siringhe e vetri e oscenità. Cara terra mia, sei l'unica speranza che ci sia. Qui Parlamento. Oh, e io ho il piacere di ritrovare la nostra Laura Ravetto. Laura, finalmente, 2 settimane che non ci sentiamo, ben trovata. Come stai, Antonino? Diciamo che la fase critica è stata ampiamente superata. Sto bene, dai, sto bene. Bene, E ti benissimo, aspetto ben per trovato. martedì Ci vediamo Sì? martedì alle 2 noi. Sì, signora, Anzi, sì, ci signora. sentiamo martedì alle 2. Esattamente, at your service. E anche stasera io ho piacere di parlare con te. In fondo è una sorta di anticipazione, se vogliamo, della puntata di Sì, martedì. sì, La esatto. proposta su violenza digitale di genere, Laura. Sì, allora praticamente prima di tutto c'è da dire che la Lega, che spesso viene descritta, diciamo così, dai giornaloni come un partito che ha delle idee abbastanza retrograde sulla situazione femminile, in realtà si dimostra sempre un passo avanti agli altri, perché oggi abbiamo di fatto discusso di una mozione che trattava un tema che, come ricorderai, io ho trattato in Question Time 2 settimane fa. E tra l'altro l'ho trattato interrogando il Ministro delle Pari Opportunità sull'opportunità, passami il gioco di parole, di approvare velocemente proprio una proposta di legge della Lega a mia prima firma, in cui chiedo che venga istituito un reato specifico di cyberstalking, cioè, per essere chiari, un reato specifico per chi? Per quei criminali che prevalentemente nell'anonimato fanno atti persecutori in rete contro le donne, rubano l'identità delle donne, mettono i corpi delle donne magari associando dei nudi di altre donne o creati con l'intelligenza artificiale in atteggiamenti sessualmente espliciti. Ecco,
secondo noi andrebbe creato un reato specifico. Abbiamo una proposta di legge depositata, tra l'altro questo andrebbe incontro anche alla volontà di una direttiva che comunque lo Stato italiano deve recepire entro il 2027, quindi diciamo noi siamo precursori. Oggi con queste mozioni di fatto tutti i gruppi hanno messo un po' in campo quello che secondo loro andrebbe fatto nell'ambito digitale, appunto a tutela delle donne di fronte a questa che ormai non possiamo neanche dire che sia un'emergenza, perché ormai è il nostro presente purtroppo, perché abbiamo visto casi incredibili come il sito Ficanet, il sito Mia Moglie, in cui appunto si lede la dignità delle donne in rete, perché ricordiamolo, questi non sono reati neutri, perché poi il bersaglio preferito di questi reati sono sempre le ragazze, sono sempre le donne, e quindi sono reati che hanno una qualificazione di genere. E appunto in queste mozioni abbiamo anche ripreso il lavoro e l'attività che sta facendo la Commissione Femminicidio, di cui io, come sai, sono segretario, che sta portando avanti un'indagine conoscitiva proprio su questa tematica. La cosa importante è che il Parlamento prenda atto della necessità di una regolamentazione punitiva importante e anche preventiva. Ecco, e questo mi sembra molto importante, cara Laura. In particolare, diciamo così, come vogliamo punire tutto questo? Ma Perché prima di tutto naturalmente c'è anche una... individuando il reato, perché il reato di molestie sulla rete, di furto d'identità, è un reato specifico perché ha delle specificità. La prima è che chi commette il reato, come ho detto prima, di solito è anonimo, e questo crea molta più frustrazione nella vittima. La seconda è che il reato diventa virale perché la lesione alla donna diventa virale in pochi secondi ed è spesso permanente. Cioè queste immagini sono difficili da eliminare dalla rete, quindi è come fosse un reato continuativo, cioè questa lesione si perpetua nel tempo, è la cosiddetta impronta digitale. La terza caratteristica è che questo tipo di reato, come dicevo prima, tocca per lo più le donne e quindi è un reato di genere. Quindi intanto dobbiamo individuare la fattispecie, perché oggi la fattispecie non c'è. Oggi nel 612 bis del codice penale c'è un comma che mette l'aggravante se lo stalking è effettuato a mezzo di piattaforme o rete, ma non è sufficiente perché non tiene conto del furto di identità, non tiene conto del cosiddetto deepfake, cioè fare appunto queste immagini magari col viso di una donna associato al corpo, a un nudo inesistente in atti di violenza sessuale che sono difficilmente diciamo distinguibili dal dato reale. E creare quindi una fattispecie specifica che metta un reato reale, perché la giurisprudenza sia abbastanza evoluta, ma non ancora abbastanza da individuare tutte queste specificità. Quindi questo è il primo punto. Poi naturalmente ci sono tutte le cose collaterali, no? Sia di natura preventiva, cioè educare le forze dell'ordine, i magistrati, noi stessi, al fatto che bisogna parlare un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso, prendere spunto da quelle che sono le indicazioni di chi si occupa di rete e quindi capire come colpire questi siti, come individuarli, quali sono i siti affidabili e quali no. Colpire condivisori, io oggi l'ho detto in aula, cioè molta gente scambia questi video che magari sono stati pubblicati in rete così per riderci su, li manda all'amico. Questo non ha punizione nel nostro ordinamento, non c'è la correità a questo, è praticamente impunito ed è impunito anche socialmente, cioè chi trasferisce magari un video di una donna a cui è stato rubato il furto d'identità, no? Poi che è pubblicato in rete lui dice ma io lo mando al mio amico perché lo veda, ma mica commetto un reato, no, anche socialmente non è percepito come reato, quindi bisogna individuarlo, caratterizzarlo, fare prevenzione e poi aiuto alle vittime, perché qua c'è una peculiarità sulla paura di denunciare. Già lo sappiamo Antonino, noi trattiamo il tema spesso nella nostra trasmissione, le donne hanno paura a denunciare. Qua c'è una paura legata anche alla paura della vittimizzazione secondaria, cioè bisogna andare là dalle forze dell'ordine e far vedere delle immagini, tra l'altro non proprie spesso, ma magari anche proprie però di privacy, che andavano tenute diciamo non per il pubblico, e dire guardate c'è questa cosa qua, mi ha fatto questa cosa qua. Spesso subentra la vergogna, no? E non a caso, oggi ho detto in aula, noi deputate, anche moltissime persone più famose di noi, attrici, cantanti, ci sono passate, non nel deepfake, nel furto d'identità, però noi abbiamo gli strumenti, siamo note, possiamo fare la denuncia pubblica, ma mettiamoci nelle panni di quelle che invece devono andare nella loro stazione di polizia del loro paese a dire
circolano immagini mie nuda che compio atti sessuali, può subentrare il rischio della vittimizzazione secondaria, cioè che questi Infatti. devono guardare le immagini, ti guardano magari in un certo modo, quindi ecco, bisogna fare formazione e sostegno alle donne anche nelle denunce. Indubbiamente. Senti, ma in aula che clima hai trovato mentre In aula esponevi il la tua clima è legge? stato molto bipartisan, ci sono stati molti pareri positivi da parte del governo anche sulle mozioni della sinistra, naturalmente il centrodestra come al solito ne ha fatto un'itaria, la sinistra ne ha fatte 2, ma vabbè, però c'è stato un punto, io l'ho detto, sono la solita Bastian Contrari, ma io le faccio notare queste cose, cioè ho trovato incredibile che discutevamo di questa cosa che dovrebbe unire tutti, il PD 5 Stelle ci ha ficcato l'educazione sessuale a scuola. Allora, Signor. poiché non è possibile che adesso ogni cosa che trattiamo in difesa delle donne loro ci ficcano l'educazione sessuale a scuola, io in aula ho detto guardate, io non entro neanche nel merito se sia giusto o no o come la si pensi o no, perché come la pensiamo noi della Lega si sa, noi siamo contrari, noi vogliamo l'educazione al rispetto delle donne, ma non entriamo neanche nel merito. Io ho detto ma vi sembra logico e corretto in un clima di questo tipo, su una mozione che condividiamo tutti, inserirci un tema che sapete benissimo essere divisivo? Ah, che pro! E infatti hanno ricevuto il parere contrario del governo e via, però ecco, spiace sempre vedere che insomma, diciamo, la firmetta ce la devono mettere. Sì, appunto. Comunque, l'augurio è che questa legge abbia dei tempi di approvazione molto rapidi, Questa che è è la una cosa più mozione, importante. questa è una mozione, le mozioni servono a sollecitare il governo e l'opinione pubblica a portare avanti delle iniziative che indipendentemente dalle leggi possano aiutare a ovviare al sistema. La mia proposta di legge sui cyberstalking, non mia, della Lega, mia prima firma, è stata depositata e sì, speriamo venga portata avanti, però ti assicuro, guarda, io dico sempre, speriamo che me la rubi il ministro. Io spero che il ministro delle pari opportunità o della giustizia me la rubi e la faccia subito, cioè a me non interessa che arrivi la legge Ravetto, mi interessa che venga fatto, ma comunque andrà fatto perché entro il 2027 la direttiva va approvata e la direttiva porta in sé la necessità che gli stati abbiano un reato sul cyberstalking. Molto bene. E noi ne continueremo a parlare martedì prossimo. Grazie. Laura, io ti ringrazio come sempre. Molte. Grazie a te. Grazie a voi. Niente, a tra qualche giorno. Grazie. A tra qualche giorno. Saluti a tutti e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao. Ciao. Sigla. Qui Parlamento. Io ringrazio la nostra Laura Ravetto, come sempre agguerrita e puntuale. Adesso, ladies and gentlemen, è giunto il momento, avete ascoltato prima come disco, diciamo, dopo l'intervallo e dopo la pubblicità, avete ascoltato Albano e Romina Power con Cara Terra Mia, Sanremo 89. Tra l'altro ora ci avviciniamo alla settimana del grande rito repubblicano che è il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Vi comunico che in questo programma noi non siamo snob. Sì, io lo guardo, lo confesso. Lo dico davanti a una nazione e non me ne vergogno. Io ascolto. Cioè, capite? Uno parte invalvolato e Natalia che commenta Settimana Santa. Vabbè, qui stiamo toccando vette altissime. Non ho capito di cosa, ma le stiamo toccando. Vabbè, la settimana festivaliera del più grande appuntamento laico dell'Italia repubblicana, via dal 1951 in poi. Quindi, tra l'altro, con noi ci sarà il professor Francesco Pira, il sociologo, che sentirete poi stasera alle 19:15, con una lunga chiacchierata sull'incomunicabilità nella nostra società, ma di questo ne parleremo dopo. E lui faremo delle chiacchierate di 5 minuti a commentare le varie serate a partire da mercoledì in poi. Allora, già che ci siamo adesso, però, è il momento, avete ascoltato appunto Albano e Romina Power, Cara Terra Mia, inno ecologista, di parlare di ecologia, segnatamente di Eternit. Maurizio Bolognetti ci manda una segnalazione da Latronico. Agevoliamo il video, vai pure Natalia. Eccoci qua. E allora, ben ritrovati. È iniziata una nuova settimana. Oggi è lunedì 16 febbraio 2026.
io mi trovo all'Atronico, io sono Maurizio Bolognetti, e questo è il mio editoriale del lunedì, mi trovo all'Atronico in provincia di Potenza, e questo vuole essere un microfono sempre aperto, un occhio sempre attento a quello che accade sul nostro territorio, in questo caso il territorio di Latronico, e tra poco vi spiegherò che cosa ha inquadrato la mia telecamera all'inizio. Non prima però di aver ringraziato Lucia che sta curando la parte tecnica e che mi coadiuva per la realizzazione di questo video e di questo editoriale. Ma noi, come Associazione Radicali Lucani, io come segretario dell'Associazione Radicali Lucani, come giornalista se volete, ho provato in questi anni a raccontare sia le bellezze, tante di questa nostra terra di Basilicata e non solo, perché mi sono occupato dell'intero mezzogiorno di temi ambientali e non solo, ma abbiamo provato a raccontare le bellezze, tante, ma necessariamente anche i misfatti. Probabilmente decisamente meno di ciò che è bello e il bello che ci circonda, ma è necessario raccontarli perché per una sola semplice ragione, perché abbiamo a cuore i luoghi in cui viviamo, perché abbiamo a cuore le matrici ambientali e ciò che lasceremo alle future generazioni, e quindi la terra, l'aria, l'acqua. Questa è la ragione, il motore che spinge all'azione, non altro. Non ragioni strumentali che poi fanno sì che ti occupi di una cosa per un giorno e poi non te ne occupi più. Noi non siamo quelli della presa di posizione da Kamasutra della partitocrazia. No, lotta, non mollare e insistere quando c'è da insistere e da lottare. Allora, in tanti si riempiono la bocca raccontandovi quanto amano la Basilicata, quanto amano questo paese, l'Italia, quanto amano l'Atronico, il paese del benessere, e ce lo auguriamo. Però veniamo al dunque. Non è tanto collimante con il benessere la presenza di manufatti in amianto, Eternit, chiamateli come volete. Io sono all'Atronico in località più o meno Mirricchio, sono all'Atronico e quello che avete visto è ciò che io davvero non vorrei mai vedere. E allora io mi rivolgo nell'ordine alla stazione dei Carabinieri di Latronico e al comandante di stazione, dal quale mi recherò tra poco con questo video e delle foto. Mi rivolgo al primo cittadino di Latronico, ammesso che gli importi qualcosa di quello che accade su questo territorio, oltre a partecipare a feste, balli, canti, ricchi premi e cotillon, e cioè Fausto De Maria. Mi rivolgo all'ufficio ambiente del comune di Latronico, mi rivolgo alla locale ASP. Questi sono manufatti in amianto. L'amianto è un rifiuto speciale e pericoloso, messo al bando con grave ritardo in Italia e in molte altre parti del mondo nel 1992. Nel nostro paese l'amianto è stato utilizzato moltissimo e lo hanno utilizzato in Italia e non solo in Italia per molto tempo, quando ormai da tempo, e perdonate la cacofonia, era nota la pericolosità di questo materiale, che finché rimane stabile, cioè non iniziano a volare le fibre, è tutto ok. Però se nel momento in cui perde, diciamo così, questa stabilità, allora c'è un problema.
Pensate, ci sono stati operai in questo paese che hanno lavorato senza nessuna misura di sicurezza, nonostante i proprietari delle fabbriche sapessero quanto era pericoloso questo materiale. Per esempio la Materit, gli operai della Materit, in quanti sono morti, in quanti si sono ammalati, in quanti hanno portato addosso con sé le fibre d'amianto entrando a casa. Allora pian piano questo amianto lo stiamo smaltendo dopo la messa al bando del 92. Innanzitutto abbiamo detto non si usa più, e man mano tutte le volte che si procede magari a un refresh, verrebbe da dire, in un'abitazione, in qualcosa, l'amianto. Però per rimuovere l'amianto occorrono delle ditte specializzate. Non è che lo possiamo rimuovere così l'amianto, al bone, come si dice da queste parti, sindaco, amici dell'ufficio ambiente del comune di Latronico. Allora io non so da dove proviene questo amianto, se è stato portato qui da fuori o se proviene da una delle abitazioni dei dintorni. Se dovesse provenire da una delle abitazioni dei dintorni, e io dico che c'è da indagare, beh, qualcuno l'ha fatta davvero sporca, perché non è che ingaggiamo gli operai per fare i lavoretti e poi buttiamo un dogoglio. Allora, con fiducia ai carabinieri, come sempre, all'arma. Scusatemi, con decisamente meno fiducia, visto quello che è accaduto in questi anni, al comune di Latronico come istituzione, per conoscenza al comandante dei vigili urbani facente funzione Pietro Sensi, ai responsabili della ASP, questo scempio da sanare. Questi manufatti in amianto, asbesto, Eternit, materiale notoriamente pericoloso, codice CER. CER è un acronimo che non tutti lo sanno, quindi è bene spiegare sempre gli acronimi. CER sta per Codice Europeo Rifiuti. Questo è un codice CER 170605. Tradotto significa che può essere smaltito o in una discarica di rifiuti pericolosi o in una discarica per rifiuti non pericolosi, a patto che però quella discarica sia dotata, come scrivono su alcuni siti delle ARPA, Agenzie Regionali per l'Ambiente, di una cella monodedicata. Cioè devono essere separati, non è che gli etta così insieme all'altra monnezza. Tra poco per la seconda parte. Allora, io sono in località Mirricchio, poco fa avete visto, no? Che sono stati gettati dei manufatti in amianto e quindi presumibilmente i lavori di rimozione di questi manufatti non sono stati fatti seguendo le norme stabilite dalla legge, il che è già cosa molto grave. Però io mi chiedo, qui abbiamo un manufatto, diciamo, una costruzione, ma la mera domanda che faccio, se qui in località Mirricchio c'è un titolo abilitativo, se qui era possibile costruire ex novo quello che sto inquadrando. Io adesso però mi faccio un giro, come vedete qui ci sono lavori in corso, io non voglio dire che l'amianto proviene da qui, per carità me ne guardo bene, ma questo spero saranno le autorità competenti a verificare da dove viene l'amianto, perché a questo punto qui non si tratta solo di stabilire da dove viene l'amianto,
non si tratta solo di rimuovere l'amianto, pardon, ma anche di stabilire da dove è stato rimosso quell'amianto. Ecco, un'altra domanda che mi pongo e che pongo a tutti, compreso l'amministrazione comunale, l'ufficio tecnico, ma questo sito non ha per caso un vincolo paesaggistico? No, chiedo. Io vi faccio vedere qui intanto però che cosa è stato combinato. Ci sono rifiuti buttati dappertutto, che mi auguro verranno rimossi, plastica, bombolette. Adesso scendiamo, però c'è anche di meglio, Perché? Perché ci teniamo. Ecco, come vedete, anche qui c'è altro materiale che andrebbe smaltito. Sembrerebbe quantomeno che qui, almeno lo spero, non ci sia amianto, anche se c'è qualche dubbio. Quello che abbiamo inquadrato all'inizio però era sicurissimamente amianto. E allora io ridò la telecamera a Lucia. Lucia, vieni con me. Plastica dappertutto. Allora, ripeto, io tra poco andrò all'ufficio tecnico del comune di Latronico, mi recherò presso la stazione dei carabinieri di Latronico. C'è uno da rimuovere con urgenza, i manufatti che qualche incosciente ha smaltito nel modo in cui avete visto. Verrebbe da dire lontani più o meno da un ipotetico luogo del delitto. E poi c'è da capire, ma qui siamo veramente nel campo delle mere ipotesi, se alcuni interventi siano stati fatti con o senza titolo abilitativo, e se per caso non c'è anche un vincolo paesaggistico. Io mi limito a dire che non sono d'accordo. Dico spesso che per qualcuno l'unica parola buona è la parola non detta. Però questa è una mentalità mafiosa, scusatemi. Io non ce l'ho la mentalità mafiosa, anche se voterò sì al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati. No, io non ce l'ho la mentalità mafiosa. La mia mentalità è un'altra, la mentalità di chi vuole tutelare anche i luoghi in cui vive, anche se non mi appartengono direttamente, però la mia mentalità è che tutto quello che ho attorno ci appartiene e che anche quello che accade a migliaia di chilometri di distanza da noi mi riguarda, e siatene certi, riguarda anche voi. Quindi, e allora noi abbiamo chiamato nel frattempo la polizia comunale di Latronico, la polizia locale, che prontamente è intervenuta, vi ringraziamo, discarica i manufatti di cemento amianto. Io direi però che c'è, ma questo non è compito della polizia locale ovviamente, no, c'è un aspetto che però qua sul quale secondo me occorre aprire un fascicolo di indagine: chi li ha portati? Allora, no, questi possono venire da fuori oppure possono provenire da qui. Certo, qui sono in corso dei lavori, in un messo sotto all'acqua, perché aspetti i carabinieri forestali. Sì, perché bisogna finirla con questo scempio che facciamo i lavori con la rimozione dell'amianto così. Anche perché sapete meglio di me che questi sono rifiuti speciali e pericolosi, sia nella fase di rimozione che nella fase di smaltimento, quando sottoposti bisogna andarci cauti. Non mi pare proprio, ma pure per gli operai che ci hanno lavorato, io non lo so in che condizioni ci avranno lavorato questi, se poi... Vabbè, comunque. Grazie. E allora, come avete visto, ma non c'erano assolutamente dubbi su questo, la polizia locale di
Tronico in provincia di Potenza, immediatamente accorsa sul posto per constatare questa ulteriore, perché a quanto pare ce n'è stata già una tappa precedente, violazione di legge. Adesso noi aspettiamo i carabinieri forestali, perché come sapete il corpo forestale dello Stato è stato accorpato ai carabinieri, e quindi carabinieri forestali. Bisogna finirla. Quando si trattano questi rifiuti, che sono rifiuti pericolosi e speciali, non possiamo trattarli in questo modo per poi fare delle discariche abusive a cielo aperto. E questo è quello che riusciamo a vedere. Non oso immaginare in tutta Italia in quanti posti magari è stato scaricato abusivamente amianto. A tra poco. Lo faccio fare. Accomodare in macchina. Antonio Rocco, sì, la conosco. Allora, i carabinieri, grazie. I carabinieri forestali, vi faccio vedere. La situazione è questa, è quello che si ripeta, che è già la seconda volta che si chiede questo, da quello che ha preso. Però poi se mi dai dopo il vostro comitato, dopo il vostro CCZ, mi mando un esposto, mi sono servito. Allora qui la domanda è una sola. Questa discarica è nata da qualcuno che ha fatto dei lavori qui alla Tronico o da fuori, però io ho l'impressione che qui ci sia da verificare in quest'area se ci sono stati interventi edilizi con rilascio di titolo, senza rilascio di titolo abilitativo in via di Merete, e se per caso non ci sia stato un intervento edilizio in zona con vincolo paesaggistico, perché potrebbe anche essere successo questo. E io credo che bisogna stare attenti quando si rimuove l'amianto, lei insegna, va fatto con nicchie specializzate. Allora, io vorrei ringraziare di cuore i carabinieri forestali. Questa giornata si chiude qui, si chiude nel migliore dei modi possibili, nel senso che c'è lo Stato, che è la presenza dello Stato e dei carabinieri che sono venuti a verificare qual è la situazione di questo luogo. Speriamo di non dover di nuovo disturbare chi magari ha cose più importanti da fare. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Words in papers, words in books, words on TV, words for crooks, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do. Words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hung me.
nuance. Words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. It's a rap race with a fast pace. Concrete words, abstract words, crazy words, and lying words, hazy words and dying words. Words of faith and tell me straight. Rare words and swear words. Good words and bad words. Words can make you pay and pay. For that words I can. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:04 e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Tom Tom Club, Wordy Rapping Hood 1981. E siccome parliamo di parole che possono servire per pagare, parole che possono servire per fare la guerra, per fare la pace, per gestire tante altre cose, noi passiamo un attimo in Parlamento a parlare di parole costituzionali. La nostra co-conduttrice, perché si è meritata i galloni sul campo, l'onorevole Laura Cavandoli, questa sera, complice Pier Vittorio, il nostro Pier Vittorio Scimia, ha intervistato un altro co-conduttore di Zoom, cioè il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, Paolo Formentini, e si parla del Board of Peace di Gaza. Sapete che si è discusso molto sulla liceità della nostra partecipazione, quantomeno col ruolo di osservatori. State a sentire che cosa ha da dire sul tema Paolo Formentini, sfruculiato dalla nostra Laura Cavandoli. Vai pure Natalia, sigla e si va. Qui Parlamento. Siamo su Radio Libertà, qui Parlamento, dal Parlamento. Laura Cavandoli, quest'oggi in compagnia dell'onorevole Paolo Formentini, che è il nostro capo dipartimento esteri. Ieri alla Camera dei Deputati si è svolta una comunicazione da parte del governo, poi nella persona del ministro Tajani, su quelli che sono gli accordi di pace, forse che noi auspichiamo siano veramente produttivi, fruttiferi, che stanno si apre un tavolo che è importantissimo, in cui l'Italia sarà presente. Paolo ieri è intervenuto per fare la dichiarazione di voto, è stato molto chiaro su quello che è la posizione della Lega e quello che vogliamo tutti. Sì, e noi dobbiamo esserci. Domani a Washington ci sarà il ministro degli esteri, ma ci saremo idealmente anche noi, perché la Lega fin dall'inizio ha sostenuto che noi, Italia, avremmo dovuto far parte, secondo noi a pieno titolo, capiamo i limiti costituzionali, ma secondo noi a pieno titolo, del Board of Peace voluto dal presidente Trump. Un Board of Peace che rappresenta l'unica proposta concreta per la ricostruzione di Gaza, per il futuro di quella terra, per la stabilizzazione di tutto il Medio Oriente. Non c'è altro sul tavolo. Dalle opposizioni, dalla sinistra si sente dire che si vorrebbe sostituire l'ONU. Diamo una notizia ai nostri ascoltatori: l'ONU in questo momento non esiste, e quindi, non riuscendo ad agire, ha delegato con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 2803 del 17 novembre scorso proprio a questo organismo, il Board of Peace, l'amministrazione transitoria su Gaza. Parole importantissime, diciamo che la Lega ha assunto una posizione
io dico giusta, però in realtà che ha una perfetta coerenza sia con la Costituzione, sia soprattutto su quelle che sono le esigenze della striscia di Gaza, a cui il governo, devo dire, ha sempre dimostrato grande attenzione e preoccupazione. Sì, l'Italia è il paese occidentale che più si è impegnato per la popolazione martoriata della striscia di Gaza, vittima soprattutto in primo luogo di Hamas, vogliamo ricordarlo sempre, perché la reazione di Israele è scatenata dal pogrom del 7 ottobre di Hamas. Dei terroristi hanno colpito appositamente i civili israeliani. Da lì è partito tutto. Oggi, grazie al presidente Trump, abbiamo una pace e abbiamo un progetto per ricostruire un'economia, una società e un futuro per tutto il Medio Oriente, e quel progetto deve, e questa è la proposta della Lega fatta in aula ieri, includere la dirigenza palestinese anche nel futuro progetto IMEC, il grande corridoio commerciale, tecnologico, strategico dall'India al Medio Oriente all'Italia. Qui Parlamento. E se ve lo dice il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, Paolo Formentini, io dico che ci potete credere. Le 19, 9 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Diamo un'occhiatina alle agenzie. Se volete scriverci 340-670-9659 se avete voglia di intervenire. Apriamo brevemente il telefono 0292947222. Naturalmente se volete commentare le ultime news. Intanto l'ANSA, le misure del Consiglio dei Ministri, via libera al decreto energia, la Meloni, impatto rilevante, benefici per oltre 5 miliardi. Approvato anche il decreto legge per l'emergenza maltempo in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi. Il caso, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto di cuore, la mamma è rassegnata. E vi giuro, a me manca il respiro nel leggervi questo titolo. Il monito Mattarella richiama le istituzioni, rispettino il CSM, il ministro Nordio, apprezzo le sue parole. L'interrogatorio, l'addetto alla sicurezza del Constellation, le porte dovevano rimanere chiuse. Crosetto festeggia il papà di Bonelli, un ex carabiniere di 102 anni, la lettera al ministro della difesa che si presenta a casa per un caffè. Fermo illegittimo, l'Italia risarcisca 76.000 euro alla Sea-Watch, così il Tribunale di Palermo. Il caso del giugno 2019, la nave guidata da Carola Rackete, che vi ricordo, spero no, una motovedetta della Guardia di Finanza con 5 finanzieri a bordo. Questo ve lo ricordiamo giusto per raccontare che cosa successe quella volta. Andiamo a dare anche un'occhiatina, scusate, andiamo a dare un'occhiatina anche alla BB, vediamo che cosa succede nel nostro vasto orbe terracqueo. Nel frattempo sull'ADN Cronos è morto Mimmo Liguoro, volto storico di TG2 e TG3. Un abbraccio grande a lui e alla sua famiglia. BBC, eccola qua direttamente da Londra con le sue ultime news. Ecco, apre invece con i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, sono stati difficoltosi e si sono chiusi senza progressi. Il secondo giorno di negoziati tra Ucraina e Russia si è concluso dopo appena 2 ore soltanto. C'è poi una diretta sempre della BBC a proposito di 2 sciatori che sono finiti, al momento risultano dispersi per una valanga in California, e la polizia darà poi degli aggiornamenti a proposito delle loro ricerche. Andiamo a vedere allora in rapida successione sull'ANSA. Il comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore sul bambino di Napoli, l'avvocato, la mamma è rassegnata, il piccolo ricoverato al Monaldi dopo il primo intervento con esito negativo, concluso il consulto tra gli esperti, vicini alla famiglia in un momento così difficile, Fico al Monaldi per incontrare la mamma. Lisetta, pronto? Buonasera a tutti. Allora, visto che è Bentrovata. accennato all'ONU, voglio aggiungere qualcosa anch'io sull'ONU. Sì. Perché secondo me non basta l'ONU per portare la pace. Allora mi permetto, signor Tonino, rispettosamente,
di ricordare che l'ONU come strumento per mantenere la pace non ha mai funzionato, soprattutto perché nell'ambito, dico io, di questa organizzazione si è riunita a nazioni rette da regimi democratici, i cui leader, mi sembra, prima o poi dovranno rendere conto ai loro concittadini del loro operato, compreso Donald Trump, e altre governate da regimi dittatoriali in cui le istanze, secondo me, dei cittadini non hanno alcun valore. Purtroppo, signor Tonino, ad oggi i sistemi dittatoriali sono numericamente prevalenti su quelli democratici. Allora, dando pieni poteri all'ONU, si darebbe un vantaggio in sede di votazione a despoti tipo Khamenei, che attualmente nel silenzio assordante di quasi tutti i media e delle organizzazioni non governative sta letteralmente, secondo me, massacrando il popolo iraniano, che chiede democrazia e libertà. Dispiace dirlo, signor Tonino, ma temo che molti italiani non abbiano mai letto o compreso il grande Winston C. Churchill, quando ebbe a dire: la democrazia è il peggior sistema di governo, esclusi tutti gli altri finora sperimentati. Tutto qua, io la saluto e una buona serata anche a lei. Cara Lisetta, grazie. È appena il caso di dire che lei, come sempre, è stata acuta e intelligente nelle sue osservazioni. L'ONU che razza di rappresentatività o di credibilità ha un organismo che negli anni, appena pochi anni fa, ha affidato la guida della Commissione per i diritti umani all'Iran o all'Arabia Saudita? Che credibilità ha l'ONU quando, essendo composto da paesi musulmani, vota contro Israele? Che credibilità ha l'ONU quando sostanzialmente manda in giro una special rapporteur come Francesca Albanese, della quale governi stranieri come la Francia o la stessa Germania o l'Inghilterra chiedono che sia destituita? Ha un'istituzione come l'ONU che manteneva l'Agenzia per la Palestina a Gaza, il contatore della luce allacciato, come si dice, con i tunnel di Hamas. Che credibilità ha l'ONU, i cui dipendenti, alcuni dei dipendenti dell'Agenzia per la Palestina, erano tra i terroristi che il 7 di ottobre sono andati ad ammazzare e a stuprare? Ecco, mi chiedo che credibilità abbia questa. Però il cornuto è Trump, perché siccome è un conservatore, necessariamente è in torto, e si sa il cornuto ha sempre torto, e quindi è in torto anche il Board of Peace. Vi lascio questo pensierino della sera. Bene, allora, noi abbiamo adesso il prossimo faccia a faccia, a proposito di incomunicabilità nella nostra società, però io vorrei finire con la notizia almeno del bambino di Napoli, perché è giusto dare voce a questa creatura, se non altro per quello che ha passato, per quello che è accaduto. Verrà il giorno in cui naturalmente ci sarà una verità quantomeno processuale per sapere che cosa sia successo davvero. Vi dicevo, l'ANSA, ho il dolore purtroppo di leggervi questa notizia direttamente dal sito dell'ANSA, un momentino che la recuperiamo. Ecco, vi dicevo, il comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di 2 anni e mezzo, al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà. Gliel'hanno detto gli esperti, l'ha detto Francesco Petruzzi, il legale della mamma. La mamma è rassegnata, ha detto il legale, apprende la non operabilità da questo team di medici che sono i maggiori esperti di tutta Italia. Non abbiamo motivo di contraddirli. Le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapiante. La conclusione a cui è giunto il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. Lo rende noto l'azienda ospedaliera dei Colli, scrive ancora l'ANSA. Si è trattato di un confronto collegiale che ha consentito una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. Alla luce delle valutazioni effettuate al letto del paziente e sulla base degli ultimi esami strumentali, si è stabilito che la direzione strategica ha provveduto a informare il Centro Nazionale Trapianti ed esprime la più sincera vicinanza alla famiglia prontamente informata in questo momento così difficile.
Il presidente della Campania, Roberto Fico, è giunto all'ospedale Monaldi di Napoli dove è ricoverato il bimbo. È entrato in auto, sta incontrando la mamma del piccolo ricoverato. Intanto sono arrivati all'ospedale Monaldi anche gli ispettori inviati dal Ministero della Salute per acquisire tutti i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato. Dopo l'acquisizione della documentazione a Napoli si trasferiranno all'ospedale di Bolzano per acquisire altro materiale documentario. È atteso invece l'arrivo del team di esperti che dovrà valutare la compatibilità del cuore nuovo disponibile da ieri sera da impiantare sul bambino. La risposta purtroppo è stata no. Se siete credenti, dite una preghiera per questo bambino stasera alla Madonna. Se non lo siete, ditela pure, perché Dio ascolta la parola dell'ateo. Va bene, insomma, non va proprio bene. Io penso a questa madre, a sto bambino, e li abbraccio forte forte. Noi adesso abbiamo il faccia a faccia col professor Francesco Pira, sociologo dell'Università di Messina, e poi ci saluteremo alle 19:46 con Hot Chocolate, You Sexy Thing del 1975. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili, come sempre, sulle magiche onde di Radio Libertà, con la puntata numero 1137, questa era la 1136 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, anche stasera, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, può avvenire, i miracoli possono accadere. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Eccoci qua, e allora stasera io ho il piacere di ritrovare un amico. Prima di tutto è un sociologo di vaglia che insegna a Messina ed è il professor Francesco Pira. Io lo reputo un amico perché ci conosciamo da più di 20 anni, abbiamo masticato tanto giornalismo online assieme, quindi mi permetto di considerarlo tale. Professore carissimo. È reciproco. Grazie. Professore carissimo, allora, noi ci ritroviamo perché c'è un'osservazione intelligente su queste madri che allattano con lo smartphone. Ora, può sembrare un argomento, diciamo così, frivolo, ma a me sembra invece che sia qualcosa che da un lato possiamo descrivere come un segno dei tempi, cioè i nativi digitali si ritrovano davvero, si succhiano il digitale con il latte materno, ma dall'altro lato questo, voglio dire, che problemi crea ai figli che cresceranno in questo modo? Soprattutto che problema crea alle madri? Come si fa a essere madri con il telefonino in mano, con lo smartphone in mano? Ma forse queste madri non si rendono nemmeno conto che stanno perdendo un attimo importante della loro vita, stanno, diciamo, svendendo un attimo della loro maternità, perché probabilmente questo inseguire la vita attraverso lo smartphone, vivere, come dice giustamente un grande filosofo esperto di comunicazione, Luciano Floridi, ormai la nostra vita è un life, non c'è più una distinzione tra la vita reale e la vita che invece viviamo collegati, connessi, per cui anche quando si allatta c'è la necessità di essere connessi con il mondo e si perde proprio quel momento che invece è un momento, a mio parere, molto sacro, cioè un momento in cui tu stai dando parte di te a tuo figlio che non lo dimenticherà per tutta la vita, perché insomma è chiaro che poi anche se un bimbo è molto piccolo, una bimba è molto piccola, avverte proprio questo passaggio, questo qualcosa, cioè una madre che mette a disposizione una parte di sé per allattare il figlio, ed è qualcosa che è al di là della poesia, al di là di una visione che può sembrare apparentemente nostalgica, è qualcosa che se così è perché forse c'era anche un disegno molto preciso su quello che significa maternità. Evidentemente i nostri tempi hanno cambiato
anche questo aspetto. Il risultato, insomma, di 7 mamme su 10 è un risultato che ci deve far riflettere, quindi ormai è un trend, non è soltanto qualche episodio sporadico, quindi si scrolla mentre si sta allattando. Che tristezza. Ma tra l'altro io ricordo qualche anno fa Robbie Williams, il cantante, che si era ritratto direttamente in sala parto con la sua compagna che aveva appena partorito, e c'era lui che ballava, faceva le sue evoluzioni e così via. Cioè, ma fino a che punto ormai c'è l'impudicizia degli occhi elettronici di fotocamere e videocamere? Cioè, una volta non c'era tutta questa corsa al documentare. Ora, se non lo vedo, non può essere vero. Ma perché siamo arrivati a questo? Faccio un esempio banale. A me è capitato tante volte nel condurre, per esempio, la rassegna stampa qui al mattino su Radio Libertà, mi è successo di raccontare, per esempio, dei fatti di cronaca, tipo tragedie, autobus che morivano in 50, persone che morivano sui ghiacciai, slavine e così via. La cosa più drammatica è questa: io ho sempre adottato, diciamo, il metodo Pizzul all'Aisel. Cioè, Pizzul, quando ci fu la strage dell'Aisel 40 anni fa, disse: io mi limiterò a commentare nel modo più asettico questa partita per le violenze che ci sono state. Io, quando succedono queste cose, dico sempre ai nostri ascoltatori: mi limito a dare la nuda cronaca dei fatti, ma non vado oltre. Perché? Perché poi sul giornale tu trovi la descrizione della vittima con le foto prese dall'account Facebook, la descrizione dei dettagli delle loro sofferenze, la sviolinata su quanto le famiglie soffrano e così via. E poi un'altra cosa che constato: succedono queste cose, c'è sempre un parente che davanti a un dolore lancinante, perché prima abbiamo parlato di vite che cominciano, ora dall'altro lato ci sono le vite che finiscono. C'è sempre un parente che va davanti all'occhio imbecille della telecamera, gli mettono un microfono davanti alla bocca e quello serenamente rilascia una dichiarazione, manco fosse l'ufficio stampa della famiglia. Professore, ma che cosa ci siamo persi nel frattempo, oltre l'umanità? Pudicizia, decenza, non lo so, come la vuole chiamare? Intanto, rispetto al tema Pizzul, è una storia che conosco, perché, come sai, io ho scritto la biografia di Bruno Pizzul, che era un carissimo amico. Lui fece molto di più. Quella sera alcuni ragazzi che erano presenti lì all'Aisel gli chiesero di comunicare alle loro famiglie che loro erano vivi. E lui decise, questa è una delle cose che ci racconta nel libro biografico, lui decise di non comunicare un nome, proprio perché non voleva mettere in difficoltà le famiglie di tutti quei ragazzi che invece non si sapeva se erano vivi o morti. E fu una scelta secondo me giusta, coraggiosa, ma non da tutti apprezzata. Ma Bruno era un uomo friulano, andava per la sua strada in maniera molto determinata. Cosa ci stiamo perdendo? Ci stiamo perdendo l'idea che probabilmente, io vedo, per esempio, anche tornando al ragionamento dell'allattamento, vedo tante donne che pubblicano video nel momento in cui stanno allattando i propri figli, ma ci sono tantissime online proprio che fanno vedere anche tutti gli atteggiamenti loro dei bambini, quindi già pubblicano la foto di questi bambini online e ancora sono proprio poppanti. E tutto questo ci fa capire che, pur di vetrinizzare le nostre vite, siamo disposti a cedere buona parte della nostra privacy. Questo è cambiato rispetto al passato. In passato era molto difficile. Io ricordo anche del pudore che tantissime donne avevano quando dovevano allattare, se si trovavano in situazioni ufficiali o se si trovavano in situazioni particolari, cercavano sempre l'angolo nascosto, cercavano sempre un minimo di riservatezza, anche proprio per non mostrare in pubblico il seno. Invece oggi è diventato un modo per apparire,
che accanto a questa cosa, ancora di più, si può o esporre l'allattamento oppure si può far finta che non si sta allattando, far finta che allattare il proprio figlio è una cosa rutinaria e quindi si può tranquillamente vedere i video, scrollare i video o magari chattare con gli amici. Ecco, da un lato questo è un modo, anche se vogliamo, per svilire la delicatezza e anche la privacy, la riservatezza di un rapporto madre-figlio o madre-figlia. Dall'altro lato però io colgo anche questa sorta di schizofrenia nella società. Cioè, se devi allattare il figlio in pubblico, lo fai, se devi, diciamo, fotografare i momenti più intimi, delicati della tua vita, lo fai. Poi però sei anche la persona che dice: ah no, ma io devo tutelare a tutti i costi la mia privacy. Sei quello che firma 50 autorizzazioni, la firmetta per la privacy per questo e per quello. Quando invece, appunto, attraverso i social, attraverso queste piattaforme, noi in realtà non solo stiamo distruggendo la privacy, ma stiamo dando in pasto la nostra vita più intima e privata a delle aziende private che poi trasformeranno tutto quello in pubblicità e in prodotti che ci venderanno. E allora io non capisco il senso di questa non dico ipocrisia, io la intendo proprio una schizofrenia. Cioè, è possibile che siamo diventati così incapaci di riconoscere dov'è che finisce la realtà, dov'è che inizia il reale e sostanzialmente farci fagocitare in questo modo dalle macchine? Vorrei poter dire di no, ma invece è così, è totalmente così. Ormai abbiamo bisogno, fa parte del nostro modo di essere, di vivere. È come se noi rincorressimo cuoricini dalla mattina alla sera, come se avessimo bisogno di una legittimazione costante di TikTok, di Instagram. E devo dire anche la vittoria dell'immagine sulla parola. E quando la parola viene espressa, molto spesso è una parola fuori luogo, è una parola in più, perché vince costantemente l'emotivismo e invece non sappiamo leggere le emozioni e quindi siamo affetti, questa nostra società è affetta da analfabetismo emotivo. Abbiamo bisogno di imparare a leggere le emozioni, a vivere le emozioni, ad avere rispetto per l'altro, capire l'altro che cosa vuole esprimere. Invece devo dire che i social network, tutto sommato, sono nati per avvicinarci. Forse se noi non riusciamo a trovare consenso, allora siamo sempre più soli e quindi tutte le nostre fragilità emergono sempre di più e siamo molto portati a costruirci un mondo di connessioni, perché poi di quello si tratta, non sono relazioni, in collegamento costante attraverso la rete, ma evitiamo invece di esprimerci, di interagire in situazioni che invece fanno parte della vita reale. Oggettivamente, lo dico da sociologo della comunicazione, è tutto molto più comodo. Dietro uno schermo ci si nasconde, dietro uno schermo si riescono a esprimere cose che magari nella vita reale non riusciamo ad esprimere. Ecco, mi allargo un po' però a questo punto su un altro fatto. Ora, io naturalmente non entro nella discussione, né le chiedo vota sì, vota no al referendum, non mi interessa e non è naturalmente questo il tema della conversazione. Sto notando una cosa però, diciamo, nel dibattito pubblico di questo paese, il dibattito sul referendum ne è solo un esempio. Noto che non esiste più nella nostra società l'idea di dire: io mi siedo a un tavolo, parlo con te ed espongo le mie ragioni del sì nel caso del referendum e le mie ragioni del no. Qui invece abbiamo assistito a una gara di personaggi delle varie estrazioni, lo storico Barbero, Gratteri che ha detto alcune cose e così via, che hanno fatto a gara sostanzialmente per dire: chi vota sì è una brutta persona perché si comporta in un modo che richiama il fascismo e così via. Dall'altro lato c'è chi dice: chi vota no
è una persona che non vuole questo cambiamento, che vuole vivere cioè, perché c'è questa continua delegittimazione nel nostro paese di chi non la pensa come noi? Lasciamo stare il merito del referendum, lo prendo però come spunto, non c'è più l'idea di un dibattito tra le persone. Perché? Ma perché c'è questa tendenza a polarizzare tutto, a dividerci su tutto e soprattutto a cercare in rete le persone che la pensano come noi e quindi andare dietro a questa scia che poi a volte diventa veramente pericolosa, violentissima. Anche prima, no, quando parlavamo delle narrazioni, per esempio, dei fatti di cronaca, a volte succede il paradosso che la vittima addirittura scompare e c'è una narrazione sui social nei minimi particolari di quello che invece fa l'assassino, come l'ha fatto, quante volte l'ha fatto, quante pugnalate ha dato, che sembra quasi il racconto di una serie di Netflix. A parte questa cosa, credo che oggi noi siamo portati, proprio per quel ragionamento che facevo prima, cioè promuovere l'emotivismo, tirare fuori il peggio, parlare alla pancia delle persone e non cercare invece un dialogo, una risposta di cuore, capire cosa c'è nell'anima della persona, cosa c'è nell'emozione di una persona. E poi questa idea, no, di un'omologazione, no? Tutti dobbiamo pensarlo allo stesso modo, tutti dobbiamo vestirci allo stesso modo, tutti dobbiamo fare le stesse cose. Ecco, nel caso del referendum, quello che tutti ci aspettavamo era un'informazione corretta che non diventasse un qualcosa che andasse ad incidere sul lavoro delle tifoserie delle varie parti politiche. Il tema della giustizia è un tema molto importante che non è che riguarda quegli altri, riguarda noi tutti i giorni, per cui c'era da aspettarsi che in maniera, appunto, come giustamente dicevi, in maniera seria si esponessero le ragioni del sì, le ragioni del no, e i cittadini, insomma, su questo andavano a prendere poi una decisione dentro l'urna, no? Invece, certo, come al solito, ma questo succede sempre, no? Facciamo le elezioni europee e si parla delle cose che accadono in Italia, facciamo le elezioni del Parlamento italiano e parliamo di quello che succede nel mondo, facciamo le elezioni dei comuni e ci occupiamo di quello che succede in regione, cioè non c'è mai un focus su quello che dobbiamo fare, perché è come se ci fosse qualcuno che mentre stiamo giocando a calcio si prende la palla e la butta oltre il muro di cinta e non la riusciamo più a trovare. E non capisco perché. Io non so se questa cosa è una cosa fatta perché non si vuole effettivamente affrontare i problemi nella loro giusta dimensione o perché questa cosa crea una spinta a subculture che poi possono essere anche molto pericolose, perché non dimentichiamoci che da quando è successo tutto questo gli estremismi sono tornati a dire la loro e ad essere protagonisti. E nel nostro paese di estremismi ne abbiamo vissuti abbastanza, non abbiamo bisogno di ulteriori stagioni di questo tipo. Quello che dicevi giustamente tu, è paradossale che chi magari scende in piazza con la bandiera della pace poi non riesce a non fare le liti in condominio, ed è questo che è abbastanza molto, molto complesso da spiegare per chi come me studia la società. L'altro aspetto importantissimo è che noi ci scaldiamo per tutto, compreso per chi deve essere ospite a Sanremo, e poi nella nostra quotidianità siamo indifferenti verso la povertà, verso le disuguaglianze. Qualche giorno fa Bill Gates, dall'alto della sua posizione economica, ha detto una cosa che mi ha molto stupito. Ha detto: ma siete sicuri che l'avvento dell'intelligenza artificiale, che tutto quello che le tecnologie stanno esprimendo alla fine non produrranno ancora nuove disuguaglianze che metteranno il mondo in una condizione davvero di difficoltà, perché ci saranno
ricchi che saranno più ricchi, poveri che saranno più poveri, persone che hanno la possibilità di usare le tecnologie in un certo modo, che avranno dei privilegi, e persone che invece non potranno usarle, che saranno svantaggiate. Ecco, mi ha molto colpito questa cosa detta da uno dei più ricchi del mondo e da uno che ha vissuto tutta la vita rispetto alle piattaforme, no? E lui ha richiamato anche il periodo del Covid dicendo: attenzione, perché quello che ci è successo con il Covid doveva in qualche modo darci degli spazi di manovra, e invece questi spazi di manovra alla fine non abbiamo saputo coglierli. Ecco, io ho veramente grande paura che i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri molto più poveri. Ho molta paura che l'intelligenza artificiale possa, soprattutto nei giovani, eliminare quello che invece per loro è molto importante, ed è quello che io spesso dico nelle scuole quando incontro i ragazzi, che li vedo molto, molto disorientati, molto presi dalle tecnologie. Io dico sempre loro: state attenti, perché il rischio di omologazione vi porta ad eliminare qualunque tipo di possibilità di avere uno spirito critico. E questo secondo me è molto importante da comprendere e da capire. Ed è la cosa su cui appunto bisognerebbe aprire delle riflessioni. Certo. Adesso, a proposito di Sanremo, comincia il festival, sempre periodo di polemiche, sempre periodo però di discussioni sulle canzoni, ma Sanremo ha ancora senso? Cioè, nell'epoca in cui la musica viene presentata in altro modo e viaggia su altre piattaforme, una manifestazione come questa ha ancora un influsso sugli italiani? Attenzione, io non sono uno di quegli snob che dice no, io non lo guardo, io lo guardo e lo commento pure, per cui ha ancora senso come gara di musica, anche perché mi pare che ultimamente ci si sia dati più a fare gli esami del sangue alle persone dal punto di vista politico, tipo chiedere a Carlo Conti se sia antifascista oppure no. Vorrei capire che cosa c'entri con una gara di canzoni, o la polemica che c'è stata sul comico Pucci e così via. Ecco, ha ancora presa sugli italiani questa cosa, o è soltanto una messa cantata, un grande rito dell'Italia repubblicana? Penso che sia un grande rito che viene celebrato tutti gli anni, perché a qualcuno dà dei vantaggi anche economici. Non dimentichiamoci che insomma il mondo della pubblicità ancora investe tantissimo su Sanremo, e quindi se investe su Sanremo, e se investe su un Sanremo che è completamente cambiato rispetto a ieri, no? Perché non è il Sanremo per cui le persone si radunavano a casa e insieme vedevano la televisione. Oggi è un Sanremo che noi vediamo in maniera completamente diversa, cioè abbiamo la televisione accesa o la radio in radiovisione, e poi contemporaneamente stiamo chattando, contemporaneamente stiamo facendo altre attività, e quindi questo ci fa capire che anche la fruizione di Sanremo è totalmente cambiata rispetto al passato. Il televoto, il fatto che buona parte dei commenti non siano commenti che vengono affidati al dopo Sanremo soltanto alle persone che sono protagoniste, a quelli che sono i critici musicali o comunque i critici di costume. Oggi ognuno di noi può fare il critico di Sanremo, perché si mette sui social e un minuto dopo che un artista ha cantato abbiamo fatto già la radiografia e l'abbiamo scansionato in tutto quello che ha fatto, dalla canzone al vestito, alla posa, all'impatto scenico. Quindi è cambiato completamente la fruizione di Sanremo. Sono cambiati anche gli strumenti con cui Sanremo viene narrato. La televisione non è più la sola narrazione, oggi c'è la radio che è diventata una radiovisione, c'è tutto quello che avviene sulle piattaforme che cambia completamente i connotati a Sanremo. Non dimentichiamoci, proprio qualche giorno fa abbiamo detto in occasione della giornata mondiale della radio,
che la radio ha cambiato completamente anche il nostro modo di vivere e di fruire quello che era uno strumento solo ed esclusivamente da ascoltare in macchina o da ascoltare a casa. Oggi la radio noi ce l'abbiamo nell'orologio, ce l'abbiamo nel telefonino, ce la possiamo portare dovunque. Io penso alla grande capacità di un uomo di spettacolo come Fiorello di utilizzare la radio per riuscire a fare in 3/4 d'ora dei mini show che certamente hanno un risvolto televisivo importante, hanno anche un risvolto di tendenza importante, perché poi tutto quello che viene detto di serio, di faceto dentro la trasmissione poi viene ripreso dai giornali. Ora, Sanremo è certamente nato, cresciuto con una verve polemica che sicuramente appartiene a Sanremo. Senza polemica non sarebbe Sanremo. È sempre stato così e sempre così sarà. Però, diciamo, mantiene appunto, come tu hai detto giustamente, è un rito che viene celebrato tutti gli anni, è un rito che tutto sommato ancora piace e quindi ha una sua utilità economica, ce l'ha anche per gli artisti, perché al di là di tutto quello che si dice, di tutte le ombre che si gettano su Sanremo, chi vince Sanremo alla fine poi per 2 o 3 anni vive di rendita, e quindi non dimentichiamoci che cantanti come Olly, che hanno vinto Sanremo, poi hanno fatto il pienone in tutti i luoghi in cui si sono presentati con il loro show. Sanremo è sempre stato qualcosa di molto controverso, no? Con grandi artisti che sono arrivati ultimi e che poi hanno fatto la storia della musica italiana, con super ospiti che hanno toppato e super ospiti che ci hanno davvero fatto pensare a quanto la musica può riuscire veramente a trasmettere dei messaggi che sono straordinari. È tutto un po' così, cioè nel senso, anche le Olimpiadi hanno un significato, hanno una narrazione importantissima. Se noi riusciamo a dare alle Olimpiadi quel tocco che in realtà rappresentano questa idea che tutti possono partecipare, poi ci sono quelli che vincono e poi ci sono quelli che magari potevano fare di più e non ci sono riusciti, però è una grande festa dello sport. Come Sanremo teoricamente dovrebbe essere una grande festa della musica, però poi magari certo sia le Olimpiadi che Sanremo vengono un po' inquinate da discorsi di parte, dal bisogno di tirare la giacchetta a questo, a quello, da una parte o dall'altra. Io penso che ci sia anche una libertà che un direttore artistico deve avere. Se Carlo Conti ha scelto di invitare un comico come Pucci, certo non è che non sapeva che diceva le parolacce, non è che non sapeva qual era il suo comportamento sul palcoscenico, sicuramente aveva fatto i conti con tutto quello che rappresentava, così come quando è stato invitato Crozza, credo da Fabio Fazio, quindi ognuno diciamo fa delle scelte. Io credo che quando a un direttore artistico si affida una grande manifestazione, il direttore artistico poi ha la libertà di fare questa cosa. Poi certo Pucci ha scelto di non andare a Sanremo, probabilmente nella scelta di non andare a Sanremo c'è stata anche una incapacità di subire, come lui ha subito, tutto uno shitstorm contro di lui, contro la sua famiglia, perché poi ora qual è la tendenza? Appena c'è qualcosa che non ci piace, aggrediamo completamente le persone sui social. E questo è successo con i genitori di quell'autore di femminicidio, Carlo Magno, e lo stesso è successo con Pucci, con la stessa violenza, esattamente con la stessa incapacità di comprendere che dall'altra parte ci sono delle persone che hanno dei sentimenti, hanno delle famiglie, hanno delle cose che possono soffrire tantissimo. Invece
grande nonchalance, noi ci scateniamo sui social, possibilmente con profili falsi, possibilmente con dei nomignoli inventati per fare del male. Ecco, tutto questo secondo me non è quello di cui ha bisogno la nostra società. Indubbiamente. Professore, allora, grazie per questa chiacchierata e al piacere di risentirci presto. No, grazie a te e se vuoi parliamo anche di Sanremo, anche in corsa e anche a Sanremo finito, perché comunque abbiamo bisogno di far passare messaggi positivi come tu fai quotidianamente, messaggi che rispecchino anche quelli che sono i valori della nostra nazione, quelli che sono i valori della storia dell'Italia. Secondo me noi stiamo perdendo proprio questi aspetti identitari che invece ci hanno sempre fatto grandi nel mondo. Ecco, io adoro questa idea che una sciatrice che ha avuto un infortunio che l'ha tenuta ferma per un periodo poi riesce ad essere prima, e addirittura l'immagine delle sue due colleghe però che si di genuflettono, alta nazione che si inginocchiano davanti a lei e che le riconoscono appunto questa grande forza, ma anche questa grande capacità. Ecco, secondo me questi sono momenti che ci fanno capire che l'Italia è davvero un grande paese, però molto spesso noi non ce ne rendiamo conto perché abbiamo bisogno di fare del male e di autoflagellarci, e questo ormai è lo sport nazionale più praticato. Ecco appunto, torniamo a voler bene a questo paese. Grazie. Grazie a te.